Allora, buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, come state? Puntata super mega speciale direi, perché da quando sono tornato dall'Italia, anzi in Italia dal Giappone, oggi ho la possibilità di intervistare il famoso duo che è un trio, Marco e Pippo. Grazie a te che sei venuto apposta dal Giappone per intervistare noi. Non è che è venuto apposta. Ma sì, ma perché l'avevamo detto, ma quando vieni una volta che ci conosciamo, è venuto, stasera Subito. Torna. Anche perché il Giappone è dopo Vicenza, no? Sì, esatto. Beh, anche parte là che sia la zona spagnola, che abbiamo sempre i iberici, no? Iberici, gli spagnoli, quindi se tutto il mondo è il paese. I giapponesi non so. I più orientali Orientali, bella! L'improvvisazione. Terribile. Prego, devo fare una piccola premessa perché Dai, noi non parliamo. Scusa, è vero, non devo sbattere. Perché noi parliamo. No, perché sennò non si sente niente, Sì, vai. è vero, perché noi parliamo in Veneto e questa roba qua c'è, per cui Sì. Ma è giusto ma è come tu che vai in Giappone non parli perfettamente il giapponese. Noi quando andiamo in Italia non parliamo perfettamente, cioè nel senso noi siamo in Italia. No. E non parliamo comunque perfettamente l'italiano, questo è il sunto. Decisamente no. Ma è comune, nel senso. Ma il comune è mezzo gaudio, poi dico. Molto bene, giusto. Però noi vogliamo Vabbè. farti delle domande perché un Veneto in Giappone ci incuriosisce. Sì. Ci Sì, incuriosisce molto. Allora, la prima domanda è: tu sai qual è il piatto che unisce la tradizione del Veneto a quella del Giappone? No. No. I fasoli in Tokyo. Però lui è a Io sono a Hiroshima. Hiroshima. Ok, cosa fai di bello a Hiroshima? Allora, a Hiroshima io faccio l'accompagnatore turistico per gli italiani che vengono in Giappone in vacanza e quindi li accompagno a mangiare il sushi, Certo. quello buono. Quello buono. No, quello de... Ma c'è l'all you can eat? Non credo che c'è una tradizione che abbiamo portato noi altri. No, però. ma chiedo, c'è l'all you can eat? C'è l'all you can eat, ma non di sushi, c'è quello di carne, ad esempio. Sì, che c'è peso, e il sushi ancora, Peso, ma a sì, carne, non cioè, c'è neanche- All you can meet. Esatto. Tutto quello che tu puoi incontrare praticamente. Esatto. Sì. Ma e veneti che arrivano a Hiroshima? Veneti che vengono a Hiroshima, veneti che vengono a Tokyo, io vado dove mi porta il cuore e il cliente. Senti, ma mi vuoi vedere un veneto che arriva in Giappone e tu che sei veneto ti trovi con un veneto in Giappone. Tu parli in italiano o in veneto? Dialetto. Dialetto. Neanche farlo. Cioè, Questo ricordo che sei alcune parole giapponesi che in realtà sono state prese dal Veneto. Assolutamente. Come Sì. dal Veneto? Sì, no, è vero. Scusa, se ti a uno stop, per esempio, in Veneto, arrivi a uno stop e uno davanti Non so- in cioda. Cos'è che dici tu? Tomare. E in giapponese? Tomare. Sì, che è proprio scritto, Sì. no, sulla strada. Sì, Poi, sì. Ma se legge tomare proprio. Tomare. Tomare, però Con un po' comunque è il d'accento. senso se quello. Esatto. Sì, dopo scusami un'altra. E lo specchio, lo specchio. Cagami o cagami. Ma veramente? Cagami Sì. qua, cagami là. Bello, però cagami allo specchio. Bello, sì, perché è anche un modo introspettivo per dire allo specchio ascoltami, no? Ascoltami. Quindi i giapponesi se proprio avanti. No, noi altri siamo avanti che abbiamo... Ma il problema è se sei un specchio o un stop. Tomare, cagami! Non è meravigliosa. Ora Pippo, voglio risponderti unendo l'antica tradizione di noi mestrini con quella Sì. orientale. Ma vai in Muna! Dai! No, senti Dario, Dimmi. Hiroshima. Sì. Allora, l'Hiroshima che noi conosciamo, cioè non ha un bel ricordo, No. perché purtroppo è uno dei Esatto. due posti al mondo che ha vissuto quella roba lì. Esatto. Allora, la mia domanda è che com'è Hiroshima oggi e com'è un giovane in questo paese con il ricordo di quello che è successo? Beh, intanto grazie per il giovane. Se ti riferivi No, a me. si riferiva a un Sì. giovane in generale, ma va benissimo. No, ma certo a lui, sì. ma e anche ai giovani Sì. giapponesi, perché mi interessa sta cosa. Hiroshima, quello che è successo quasi 80 anni fa, quindi non dico che sia un lontano ricordo, ma i giovani d'oggi, come anche le generazioni diciamo di mezza età, stanno voltando un po' pagina, anche perché, come avete detto voi, c'è ancora questo ricordo un po' triste della città, ma loro vogliono appunto voltare pagina e mostrare una realtà diversa di questa città che ha tanto da offrire. Bello. È una città che ha il mare, ha le montagne, ha i fiumi, insomma ci sono un sacco di attività da fare. Ma città, dimensioni stiamo parlando? Cioè, giusto Allora, per informare. la Quanti città abitanti ci fa sono? 1,5 milioni di abitanti, cavolo. che per il Giappone è piccola, però Insomma, sei sempre 1,5 milioni. Però tra l'altro la città, scusami Guy, che è nuova perché è di nuova sì, costruzione, beh, cioè, esatto. quindi tu cosa fa un hiroshimese a Hiroshima? Ma dai, la domanda
prima che dovevamo fargli è: ma perché sei andato a Hiroshima? Allora, non si può fare segno, però insomma, per amore. Per amore! Il triangolo dell'amore. Esatto. Ma perché lei è Hiroshima-sese? Esatto, Sì, lei che è bello. de Mestre. Ascolta, ma la prima volta che come vi siete conosciuti? A Venezia, A Venezia durante uno spritz. vedi, il Baccaro Tour, immagino. No, scusa, voglio ricordare che dietro un Veneto c'è sempre l'alcol. Cioè, comunque in in un ogni modo storia è d'amore parte tutto dall'alcol. Tra l'altro, la mia missione, oltre che accompagnare gli italiani in giro per il Giappone, è importare lo spritz. Ah, in Giappone. ci sei riuscito, però- Si fa un po' fatica perché i giapponesi Non reggono l'alcol. non sono come noi veneti. No, E su quello non si può fare niente. dilettanti. Cosa c'è il sake? C'è il sake, c'è la birra, c'è l'umeshu, che è il liquore al gusto della prugna. L'umeshu. E come fa? Come? Lascia stare, va bene, bello. Quindi, ma c'è l'umeshu hour in Giappone? C'è l'happy hour, L'happy che è dalle 11 di mattina alle 7 di sera. Ah, proprio lavorai un sacco o lavoriate? Molto di più. Ma no, però insomma il giapponese in realtà ha fama di gran lavoratore, c'è anche questa cosa che unisce il Veneto, E no? anche- Gran lavoratore del è giapponese, vero. gran lavoratore il Veneto, E no? anche grandi vittorie, anche se non reggono l'alcol, perché la cultura è quella dopo lavoro, andare fuori direttamente a bere a mangiare con i colleghi e quindi Quindi è della condivisione. Però torniamo all'amore, perché l'amore c'è la parte femminile che ci segue che dice però non avete mica affrontato molto bene il tema dell'amore. Sì. Allora, tu hai conosciuto la tua compagna, la tua moglie? Sì. Che si chiama? vorrei tirarti un pugno così ti dici il nome. Aia. Allora, la tua compagna Aya Kemae esatto. No, che mai non è il cognome, No, Aya no, è solo. no, tu l'hai conosciuta a Venezia, per cui conosciuta a lei Venezia. era in turista oppure era? Lei era turista, viveva a Milano, studiava italiano e faceva un master a Milano e come si dice? Sì, lo sappiamo. È andata a visitare la città più bella del mondo, che è Mestre. Sì, è Marghera. Forse se andava un po' più avanti che ha trovato. Venezia, sia a spiaggia del Mestre. Esatto, il litorale. E Insomma, da lì noi italiani dobbiamo stare certo, il nostro power e quindi insomma non ha potuto resistere al fascino Certo. dello spritz all'Aperol che ho offerto gentilmente e da lì insomma una cosa morosi e matrimonio dove? a Hiroshima. Che A Hiroshima. bello. Ma i parenti bello. qua? Prendi quasi Vigno Dea. Ma aspetta, che domanda esperienza. penale. Chi ha pagato il viaggio? Pochi ma buoni. Ascolta, tagli, gatto recupera quelle buste. Ma non sei una domanda da fare. Tante sta roba. Ma per piacere. Però, cioè, volo e tutto. Volo è tutto. Bellissimo. Volo Beh, bravo. Ma bravo. scusami, sono i miei genitori, quindi pochi ma buoni. Pareva i parenti, 50 persone per la do. Però i genitori hanno conosciuto i genitori di Aya. Esatto, sì. Cioè, in quel Abbiamo fatto momento. un pranzo- no, è stato quel momento, la prima volta per tutti. No, veramente. Ma c'è stato un momento di tensione, cioè perché l'incontro tra due tradizioni, tra due culture, che comunque, cioè io di fronte a un giapponese mi sentirei anche un attimo a disagio, Cioè, non perché loro solo sono molto i rigorosi, suoceri. molto precisi, molto, Certo. molto anche attenti a certi dettagli. Assolutamente no. No, bene, perfetto. Ora possiamo andare. Perché mi immagino il tipico veneto che arriva. Cosa bevevo tu? Sacca qua prugna che mi va. Ma una carbonara, no? non è che dia- che a carbonare la fanno con la panna. No! Ecco, Ragazzi, qua vabbè. Quindi- Comunque l'importante è farla in qualche maniera. sì, a un certo punto, credo, quando sei all'estero. Ma adesso tu vivi là. Io vivo là e quindi sì. E allora, prima Continuo. domanda: costi manca di più dell'Italia? La pizza e lo spritz. La pizza Perché la pizza lì non sono ancora La riusciti pizza a li replicare. fanno la pizza napoletana, quella col bordo alto, buona. morbida. Proprio, sai, pizza napoletana dipende, può piacere come no, a seconda dei gusti, ma se ti mi dici che anche la fa, cioè, La fanno buona. La fanno buona? E allora lamenti te, cioè, E quando sei qui cosa ti manca del Giappone? E a pizza e spritz. La pulizia, l'ordine e il rispetto. La guida tranquilla. no, perché neanche non guidiamo tranquilli, no? Qua, tra la macchina e l'altra. guarda, Ascolta, se io mi metto a tomare in Tomare, anticipo, esatto, cioè, forse sarà tranquillo. loro lo dicono prima. tranquillità, sicurezza. Però io ho visto una volta su un documentario dove si Sì. diceva che quando vivi in Giappone
o annulli la tua tradizione o non riesci mai a entrare veramente in contatto con un giapponese. Sì, è difficile perché comunque per loro, cioè nei loro occhi, ai loro occhi rimani sempre uno straniero. Per quanto tu possa ambientarti o comunque cercare di integrarti, sarai sempre il gaijin, che vuol dire straniero, colui che viene da fuori. Ma e questa cosa ti pesa a vivere là? O... In realtà qualcuno può pesare, quindi qualcuno che piace vorrebbe qualche relazione sociale, gli pesa e quindi magari torna in Italia. Per qualcuno che magari come me ha la famiglia e vuole, come si dice, stare con loro e se ne frega di quello che pensano gli altri, va avanti per la sua strada. Bello, molto interessante. Scusa, Giappone, un giretto in Giappone. Ecco, e parliamo delle robe, io ho fatto tutto. serie. Quanto costa venire in Giappone? Dai, quanto costa? Mediamente un viaggio di 15 giorni, perché meno penso che. Allora, tutto dipende da dove dormi e cosa mangi. Vabbè, veniamo a casa tua, cucinare ti sarà anche buon, quindi quello l'abbiamo fatto fuori. Allora, Beh, scusa, mi ha offerto l'invito a 2 sole persone e poi a fare un biglietto uno in più. Uno in più, saluto che cambia. Allora, il volo aereo circa 1.000 euro. 1.000 euro. Dai. Per Gaetano è mezza 500 giornata di lavoro, dai. Facciamo. Fa lo stesso lavoro tuo. E dormire più o meno 70-80 euro a notte, poi dipende da quante stelle, da quante stalle. E poi potete mangiare con 10 euro o con 30 euro a pranzo. 10 euro, insomma, diciamo. È assolutamente ragionevole. È più il volo. 2.500 euro più o Fai meno. arrotonda 3.000. Femo 1.000 perché tanto veniamo a casa tua. Sì, Quindi dai. l'aereo. È il volo, cioè infatti io continuavo a insistere, è il volo, perché il resto- però nel senso il giapponese è chiuso, per cui Adesso sì. è chiuso o è aperto? Adesso è chiuso. Vabbè, sarà anche tardi, che ore sono? Cioè, infatti, adesso sì sarà. la bottega. E è chiuso, probabilmente riaprirà quest'anno se insomma questa nuova riapertura che inizierà il mese prossimo con 4 paesi andrà bene. Quindi speriamo che l'Italia sia tra i prossimi. Ah, ok. Ma poi la gente là come ti accoglie? Perché Se sei turista ti accoglie bene, se ok. sa che sei abitante del Giappone ti guarda già con un occhio diverso. Ah, sì? È come se tu emanassi un profumo, una spuzza diversa. veramente? Sì. Ma qui come ti guardano? Mi guardano Stortino. così. No, in realtà insomma capiscono che sei di lì e quindi ti trattano come uno che sa e che deve sapere le regole e come funziona insomma i rapporti sociali. Quindi è abbastanza difficile, ecco. Ma tipo in Giappone si può andare via col braccio fuori dalla macchina? Ma che razza di domanda che hai fatto? Allora, Va in giro il braccio fuori dalla macchina. tutti perfettini mi vengono a dire Ma col braccio fuori con la musica alta. giapponese con la tu musica di alta. solito qual è che è il braccio che metti fuori? A sinistra. Beh, no, vabbè, là c'è la guida opposta, Bravissimo, giusto? quindi se ti sei abituato col braccio sinistro No, ti come fai ti dire col trovi destro. tu con la guida della? All'inizio mia moglie aveva paura di stare in macchina con me. Te credo. Però insomma Ascolta, ma vera domanda che adesso in conclusione volevo fare, no? Allora, si sa che si mangia il riso con la prugnetta dentro, no? Si sa che- Classica sa cosa. che- sa- ma si ora, sa che- se fa più effetto il riso, che si sa che il riso Stringe. o fa più effetto la prugna O che... compensa. Compenserà. Ma che domanda sia? in Non lo so, realtà- è una basta domanda. in realtà la prugna dà un attimo di gusto al riso, però il riso è buono, devo dire che è molto È buono. tanto buono. Non fa quell'effetto là. no. 3 cose da Però visitare a Hiroshima. Allora, Parco della Pace e Museo della Pace, e Okonomimura, che si chiama, è il villaggio delle okonomiyaki. L'okonomiyaki è il piatto tipico di Hiroshima, che è un pancake salato, multistrato, con bellissimo. tanta roba. Tipo un club sandwich. Sì, a giapponese parla. giapponese. Esatto. E il mio bar, Tuo. che non è il mio, ma ok. si chiama mio bar, dove Io fanno un pensavo ottimo, facesse di fuori, adesso fa il mio bar, anche il fa bar. un ottimo Davvero? spritz là, però. Davvero? Sì. Allora Quindi, bene. se Ma vediamo il mio importato bar. o Importato? Importato. Tutto importato. A me non però vado è in Giappone per secco. bere spritz, se io bevo qua andare a bere qualcos'altro. tipo l'Oshim? No, Spritz, no. Va bene, va bene. Allora adesso tu ci devi salutare però in perché giapponese. ho l'aereo che- Sì, devi salutarci in saluto in giapponese. giapponese. Che deve dire, per esempio, amici di Marco e Pippo, vi saluto sa. tutti caldamente da Hiroshima. La sa. Allora, Marco Pippo no Tomodachi, Kyo Jikai Tadaki Arigatou gozaimashita. Matane. Vabbè, chi Matanè a tutti allora! Matanè! Sergio Matanè! Cose in alta roba qui, Ciao. Ciao, grazie.